Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. Da 9 anni, nella prima domenica di ottobre, Montagnana si anima con Montagnanese in Fiera, divenuta ormai una delle più grandi manifestazioni fieristiche della provincia di Padova. E non solo. Giunta la 9ª edizione, è andata via via ingrandendosi grazie al successo di pubblico sin dalla sua prima apparizione. Con i suoi oltre 200 espositori è articolata in tutta la città murata, sia nel centro storico che in circonvallazione, eppure il vallo erboso delle mura è utilizzato. L'immagine è quella di valorizzare l'agricoltura e promuovere la produzione locale, che si è poi allargata alla produzione artigianale e commerciale. Quanti anni vieni a questa esposizione? Questo è il secondo anno nostro. L'instabilità economica ci porta comunque a investire per farci conoscere, allargare più a persone che passano di qua anche l'immagine nostra. Abbiamo avuto un discreto risultato, anche se comunque la zona di Montagnana era comunque la nostra ditta abbastanza conosciuta, però siccome la fascia del montagnanese comunque cerchiamo di allargarla, la fiera è il giusto mezzo di comunicazione. Si sono aggiunti convegni sul tema dell'agricoltura e del mangiar bene, oltre a varie iniziative, come il Casaro, che dà dimostrazione in piazza del suo lavoro sul formaggio asiago. In centro storico ci sono centinaia di bancarelle che espongono e vendono i prodotti più svariati, dalle piante all'artigianato tipico. I più affollati restano comunque le specialità alimentari regionali, dai salumi all'olio. E si registra un ritorno all'agricoltura dei giovani, forse perché delusi dalla crisi o forse per passione autentica. Abbiamo sentito l'assessore provinciale all'agricoltura Domenico Riolfatto. In un periodo di crisi anche così forte come ha vissuto in questi anni il settore agricolo, c'è un ritorno all'agricoltura, forse complice anche la crisi degli altri settori eccetera, ma comunque questi giovani ci fanno ben sperare perché sono quelle forze che sono in grado anche di cambiare il sistema agricolo che noi oggi abbiamo. Sono giovani che vengono con dei progetti ben precisi, che vogliono produrre, trasformare prodotti di qualità, metterli sul mercato direttamente. Quindi sono aziende che hanno delle grandissime potenzialità e che possono dare una valorizzazione enorme al nostro territorio e quindi trascinare anche l'altra agricoltura verso un sistema maggiormente redditizio. È certamente un valore aggiunto per la città e per la sua economia, come afferma il sindaco di Montagnana Giuseppe Mossa. E questa è la nostra risposta a quella che è la crisi, una risposta a chi non ha creduto magari nel passato nella nostra zona, una risposta forte che questa fiera continua pur nelle difficoltà, pur nella crisi, con i nostri espositori che veramente bisogna fargli un plauso perché nonostante la crisi hanno voglia di investire, hanno voglia di dare ancora un senso a questo territorio. Sul futuro che avrà il settore primario nel Veneto, e specificatamente in questa zona, abbiamo intervistato l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte. Il settore primario rimane soprattutto uno degli settori che garantisce anche la qualità soprattutto dei prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole e questo ha anche la coscienza di un imprenditore del nostro Veneto che vuole garantire la qualità e magari contro all'OGM, a quelle che possono essere delle trasformazioni che vanno contro quella che è la biodiversità anche dei prodotti che per noi sono soprattutto anche un legame forte con la tradizione, con la nostra cultura, una cultura legata alla storia ma soprattutto legata anche a quelle radici che ci permettono anche di valorizzare ancora di più il nostro territorio e le nostre città. Anche la 9ª edizione di Montagnanese in Fiera si è chiusa con un grande successo di pubblico. 4 giorni di continuo affluire, forse superiore allo scorso anno, con il clou domenica pomeriggio, quando le auto erano parcheggiate nel raggio di 1 chilometro. Un segnale di incoraggiamento morale per l'agricoltura della zona.